Questa è Pieve di Sacco. Il territorio di Pieve di Sacco era abitato probabilmente già in età paleoveneta e divenne sotto i Romani un importante nodo stradale e fluviale. Nell'VIII secolo passò sotto il dominio dei Carolingi per diventare poi, grazie alla donazione di Berengario I al vescovo Pietro nell'897, territorio del vescovado di Padova, periodo in cui venne fortificata coi terrapieni, i quali caratterizzano ancora oggi l'aspetto a forma di quadrilatero. Nel 300 divenne appannaggio dei signori di Padova, i Carraresi, i quali completarono le fortificazioni con la costruzione di torrioni alle porte d'accesso, ma mantenendo comunque l'impianto originario a forma di rettangolo. Durante la dominazione veneziana i traffici si effettuavano tramite corsi d'acqua, viste le condizioni delle strade. Nel 1483 venne istituito il traghetto che collegava Piove con Venezia. La città è stata più volte colpita dalla peste e dalle alluvioni, quest'ultima arginate a partire dalla metà del Cinquecento grazie a vaste operazioni di bonifica del territorio.